sportissimi appassionati di calcio a 5, ben trovati al Pala dalla chiesa e Setti Carraro di Bagheria. Si affrontano Punta Vuggia Bagheria e Palermo Calcio a 5. La partita è valida per il campionato di Serie C1 Girone A, con le squadre che si preparano ad affrontare il confronto sempre molto divertente, almeno sulla carta, almeno nelle previsioni, quando si gioca sul parquet, cioè del Pala della chiesa Setti Carraro, dove abbiamo tra altre cose appena trasmesso la partita vinta dal Real Termini Recoges, una vera e propria liberazione per la squadra di coach Giorgio Lembo, che supera per 3-2 il Città di Apri. Ma adesso torniamo al calcio regionale, alla Serie C1, con la sfida valida per la 18ª giornata. Si affrontano il Punta Vuggia Bagheria, ottavo in classifica, quota 21 punti, e il Palermo Calcio a 5, nono a quota 17, in virtù dei risultati maturati nel corso del pomeriggio. Questa è la gara che completa il quadro di giornata, come sempre accade quando a giocare in casa sono proprio i ragazzi del Punta Vuggia, allenati dall'allenatore e giocatore Gianluca Isgro, il quale ci sta riprovando dopo l'esperienza non esaltante tra le fila proprio del Real Termine. Abbiamo avuto modo di raccontare anche i primi contatti da allenatore per Gianluca Isgro, che riparte dalla C1 vinta l'anno scorso proprio con la formazione termitana, e adesso subito un impegno importante, quello che ci porta verso la metà del mese di febbraio. Qualcosa ancora da controllare per i due arbitri, ma adesso si può partire con il primo pallone a disposizione del Palermo Calcio a 5, nello specifico sul piede di Fabio Mineo. Sistemano ancora il cronometro, in particolare il primo arbitro sistema il cronometro, poi si può partire. E si parte, inizia Punta Vuggia Bagheria, Palermo Calcio a 5. Mettetevi comodi, buon divertimento, col Palermo che muove la prima palla della sfida con lo buio tra i pali, poi Marretta, Sgarlata, Moncada e per l'appunto Mineo. Dall'altra parte in porta Lo Piparo per completare il quintetto, e ci pensano Cortese, Capitan, Fifetto Leto, poi Marchese e Dellaria. Cortese e Dellaria, entrambi hanno iniziato la stagione in Serie B proprio al Real Termini Recoges, l'ha completata in C1 un anno fa proprio al Real Termini Fifetto Leto. Dall'altra parte a completare il quintetto c'è Marchese, autore del gol che ha consentito al Punta Vuggia di pareggiare il match di andata giocato al Toccia Stadium. Partita terminata sul punteggio di 3-3 con il Palermo Calcio a 5, che qua abbiamo avuto modo di vedere proprio dalle immagini da noi prodotte e mandate in diretta. Ha tanti elementi di rammarico qui. Intanto Dellaria scalda subito le manone di Polo Lo Buio, palla in calcio d'angolo. Intanto calcio d'angolo con la palla che arriva dall'altra parte, non riesce a tenerla Marchese. Palla lunga Leto, palla per Igino Cortese, Dellaria, Leto fronteggiato da Mineo, palla per Marchese. Marchese prova a girarsi, fallo di Marco Marretta, l'arbitro fischia punizione per il Real Termini, primo fallo commesso dal Palermo Calcio a 5.
che esso si difende dall'avanzata di Andrea Dell'Aria, prova ad andare sul fondo, inseguito da Moncada, poi palla messa al centro, Sgarlata protegge l'uscita di Lobuio. Mineo avanza fronte alla porta, Mineo, si chiudono gli spazi, allora si ricomincia da Marretta che torna dal suo numero 12. Mineo prova a passare su Leto, serie di rimpalli, l'ultimo tocco è del numero 12 in maglia rosanero, rimessa allora per il Puntavuglia, che con Leto andrà a battere il fallo laterale. Giocatore di grande esperienza, giocatore di grande qualità, indossato praticamente le maglie di quasi tutte le squadre palermitane negli ultimi anni. Tanto c'è ancora calcio d'angolo per il Puntavuglia. Moncada non è riuscito ad evitare l'uscita del pallone. Qui scodella dell'aria per Marchese che non va al tiro, aggancia. Bravo, Marretta è scivolata. Cortese in qualche modo se ne libera. Poi l'arbitro fischia ancora contro Marretta, che viene anche ammonito per il contatto con Cortese. Secondo fallo commesso dal Palermo in meno di 4 minuti. Calcio di punizione per il Puntavuglia. Palermo che tra le altre cose cerca anche punti indoor che non sono arrivati nelle gare fin qui giocate al chiuso. Il Palermo che ha perso in casa del CUS Palermo, ha perso ad Alcamo e ha perso a Mazzara. Ancora 2 partite da giocare al chiuso la squadra di mister Salvolo Piccolo, anzi soltanto una, perché poi dovrà giocare soltanto a Marsala. Qui intanto punizione sfruttata male dal Puntavuglia. Lo Piparo appoggia su Cortese, poi Marchese, Leto e infine Dell'Aria. Cortese, Marquez prova a passare, poi scarica sul Leto. Dell'Aria, ancora Leto, colpo di testa di Sgarlata, poi Marretta chiude Marchese, Leto nel dubbio la tiene in campo. Marchese in mezzo, la deviazione sfortunata di Marco Marretta che porta in vantaggio il Puntavuglia Bagheria. 5 minuti e 20, si sblocca il match. Sfortunato Marretta in questo intervento. Mineo, Marretta tocca per Moncada, fermato da Dell'Aria, e poi chiede a Lobuio di lasciargli il pallone. Marretta, la palla viaggia da Sgarlata, fermato Dell'Aria. Dell'Aria evita Moncada, gran giocata poi al centro, Cortese se lo divora a porta praticamente vuota e sfiora già il raddoppio il Puntavuglia, che ha iniziato in maniera vorticosa la partita. Moncada fermato, fallo laterale. Marretta, palla per Moncada, cerca dentro Sgarlata che non riesce a correggerla. La palla recuperata. Qui intanto l'avanzata di Leto che corre, esce Lobuio con i piedi, poi costretto ad anticipare Cortese, poi Sgarlata per vie centrali, fermato da Marchese. Ancora però Sgarlata che va a recuperare solo per un attimo perché ci pensa Leto. Cortese, la palla non è uscita secondo il secondo arbitro, allora la tiene il Puntavuglia mentre fa spogliare Vincenzo D'Aricca mister Lo Piccolo. Moncada, Sgarlata, guarda la porta, calcia in 2 tempi Lo Piparo. Primo tentativo del Palermo
Dell'Aria. Marchese, tocco per Cortese, poi Leto azzarda un dribbling su Mineo. Dell'Aria sfrutta il rimpallo favorevole ancora Dell'Aria, che calcia sopra la traversa. Marretta, tocco per Moncada, ancora per Fabio Mineo che resiste alla carica di Leto. Scarlata passa con un rimpallo su Cortese, poi lo Piparo protegge l'uscita del pallone in fallo di fondo. Ripartirà lui con le mani. Leto, Cortese, Dell'Aria riesce a passare in qualche modo, resiste alla trattenuta di Sgarlata, fin troppo evidente per non essere fischiata. Calcio di punizione, terzo fallo già commesso in meno di 9 minuti al Palermo. Palermo che deve ancora entrare in partita. Dell'Aria, Leto, Cortese fermato da Moncada. Marretta per Mineo. Marretta, Mineo, Scarlata. Qui Leto va a fermare Marretta, si riparte da capo, si riparte da Paolo Lobuglio. Mineo la tiene in campo. Sgarlata, Marretta, poi Moncada da ultimo uomo contro Dell'Aria cerca di farla passare per Sgarlata, chiude tutta la difesa del Puntavuglia. Tanto scadono in questo momento i primi 10 minuti qui al Pala dalla Chiesa Setti Carraro. 1-0 per il Puntavuglia, come potete vedere anche dal risultato. Sgarlata, Marretta, Moncada, Daricca, appena entrato in campo al posto di Fabio Mineo. Moncada, fermato da Cortese, la palla esce, rimessa. Puntavuglia non è d'accordo e non fa nulla per nasconderlo. Francesco Moncada. Moncada che proprio su questo parquet, quello del Pala della Chiesa Setti Carraro, ha vissuto una bellissima stagione. Tanta attenzione a Cortese, fermato da Daricca. Palla che finisce fuori, chiede un fallo l'ex Real Termini. Tanto spazio per Vincenzo Rizzuto al posto di Marco Marretta. Palla a Moncada. Moncada calcia, palla fuori, dicevo di Moncada, che proprio con alcuni dei suoi avversari di giornata, come Lo Piparo, come Cottone che è appena entrato, come Leto, ha vissuto una grande stagione con la maglia del Bagheria Città delle Ville nel 2017-2018, contribuendo tra l'altro anche alla vittoria della Coppa Italia di C1, almeno per quanto riguarda il trofeo regionale. Intanto un po' di scaramucce tra Cottone e Sgarlata, tutto chiarito con l'ex giocatore del Canicattì che va alla battuta del fallo laterale. Recupera Tuzzolino solo per un attimo. Tuzzolino appena entrato,
Leto, Cottone, palla in avanti, troppo lunga per Dell'Aria. Cortese si era spostato. Cottone, giocatore senza dubbio di grande talento, tante cose compagno di Moncada anche con la maglia biancorossa del Canicattì un paio di stagioni fa. Tuzzolino mette dentro, la blocca Lo Piparo, stava arrivando, anzi era arrivato sul secondo palo Sgarlata, tutto chiuso dal portiere, anche lui vincitore l'anno scorso della C1 al Real Termini, squadra che confidava di giocare nel palazzetto dello sport cittadino, ma che a causa dei danni subiti dalla struttura circa un anno fa non ha potuto mai fruirne dopo aver iniziato alla grande il campionato scorso. Intanto Sgarlata si butta nello spazio, l'uscita di Lo Piparo, Sgarlata la tiene in campo, cerca di calciare, la palla si perde fuori, spazio per Alberto Russo, quindi ruota totalmente il quintetto mister Lo Piccolo. Leto, Dell'Aria, Leto, Cottone, ancora per Leto, Dell'Aria, viene incontro Cottone che vuole giocare vicino a Dell'Aria in questa azione. Leto passa sul Russo un po' a fatica per impalli, ancora Leto che la tiene magicamente in campo e poi sfera che esce, rimessa. Fallo laterale per il Palermo, se ne occuperà D'Aricca. Rizzuto, palla per Giovanni Tuzzolino, Russo, palla alla porta, non la tiene, poi serie di contatti a palla lontana tra Russo e Leto, la porta Davide Cottone, la palla che però esce. L'arbitro non vede gli estremi per il fallo cumulativo, evidentemente reciproche scorrettezze tra Fifetto Leto e Alberto Russo. Intanto superata da qualche secondo la boa di metà primo tempo. Intanto ci vuole parlare sopra Gianluca Isgro. Time out. Termina il minuto di sospensione chiesto dal Puntavuglia, che conduce, come vedete in grafica, tanto Isgro passa al quinto uomo, situazione per far girare il pallone, anche per indurre gli avversari a essere meno aggressivi. Tante così Isgro che scende in campo quando si è in vantaggio, una situazione ideale, tante cose fatta, abbiamo avuto anche modo di vedere dal Canicattì proprio su questo parquet contro il Real Termini in Coppa della Divisione, Coppa in cui il Real Termini si è fermato ai 16esimi contro intanto c'è una rimessa.
Leto. Cottone. Cerca di passare da Ricca alla meglio, ma il pallone ce l'ha ancora la squadra di casa. Leto. Palla per Isgro. Marchese. È lui il quinto. Tocco di Tuzzolino con un braccio. Calcio di punizione. Quarto fallo. Speso dal Palermo. Frequenza di falli che non poteva che scendere, ma sono sempre 4 falli spesi in 18 minuti per la squadra di Lo Piccolo. Torna Lo Piparo. Punizione, c'è Leto, c'è Isgro. Si allarga Cortese, Isgro gioca proprio con lui. Scambio, palla per Leto che va a calciare. Lo Buio respinge con la palla che finisce in calcio d'angolo. La battuta di Leto. Torna Marchese, quindi potendo muovere palla il Puntavuglia torna a giocare con i 5. Isgro. Cottone. Ancora Isgro. Cottone. Comincia da quello che è il suo ultimo uomo. Scambi ripetuti. Palermo che attende. Leto. Cottone. Marchese. Cerca ancora la deviazione, non la trova. Rizzuto non affretta il Palermo, non vuole calciare subito. Fa bene perché comunque lo Piparo era già tornato in porta. Meglio gestire palla, meglio averla tra i piedi e cercare di costruire in maniera ragionata. Tuzzolino, salto di uomo, palla da Ricca. Rousseau cerca di puntare, viene raddoppiato da Leto che gli mette la palla in fallo laterale. Rizzuto da Ricca contro Cottone, blocco di Russo, calcia da Ricca, palla fuori. Tanto è rimasto a guardare la partita Vincenzo Lucchese, man of the match nell'incontro tra Real Termine e Città di Agri con una doppietta che abbiamo ripreso in diretta con le nostre telecamere ormai quasi 2 ore fa. Tanto rimessa per il Puntavuglia, 9 anzi 10 minuti da giocare. Leto. Cottone cerca la palla dentro, non arriva nessuno. Deviazione che invece c'è stata a giudizio del primo arbitro che ha corretto il secondo arbitro. Leto. Cottone. Isgro. Ancora Leto. Muove palla sempre con pazienza e lo schema scelto da Gianluca Isgro per la sua squadra. Marchese, accelerazione improvvisa, palla recuperata, poi ancora la conclusione respinta da Lo Buio che quasi si va a schiantare sul palo per evitare il gol. Ancora angolo. Ancora con Marchese che batte per Isgro. Cottone. Isgro. Cottone. Torna dal suo allenatore giocatore che appoggia Leto. Alza un po' di pressione il Palermo, la palla che arriva a Marchese, la controlla e allora può ricominciare da capo. Cottone. Isgro. Ancora i due che dialogano. Anche Isgro ha preso parte a quel
Canicattì di cui ho parlato prima, con Moncada, con Cottone, con un altro giocatore strepitoso come Aleandro La Rosa. Intanto attenzione a Marchese che a tu per tu con Lo Buio, bravissimo a mettergliela in calcio d'angolo. L'angolo battuto ancora dall'ex giocatore dell'Olimpia Casteldaccia, tra le altre, della sua lunga e soddisfacente carriera. Cottone comincia da Gianluca Isgro. Gianluca Isgro, la cui famiglia sarà ben presto coinvolta da un evento molto importante per il futsal nazionale, di cui posso parlare perché comunque il gioco è molto cadenzato, diciamo, della nazionale che scenderà in campo, nazionale di futsal scenderà in campo al Pala Catania a inizio marzo contro la Macedonia del Nord. È proprio Anthony Isgro, figlio di Gianluca Isgro, è uno degli astri nascenti del futsal. Vedete qui intanto Da Ricca stava riuscendo col pressing a recuperarla e a fare gol. Palla fuori. Riparte dal fondo Lo Piparo, ma Palermo che stava per trovare il gol in una maniera balorda. Qui intanto occhio a Cottone che va ad incrociare col destro, non trova il tap-in di Cortese, palla fuori. Lo Buio fionda sul russo che può a malapena arrivare di testa. E allora può tornare a gestire il pallone il Puntavuglia, con Leto che ha avuto il tempo anche di lasciare lo scarpino. Cottone vince il rimpallo su Rizzuto, poi palla per Leto, ora Cortese, Marchese. Leto, bella questa palla in profondità, Marchese non Cortese, scusate, non può arrivare. Da Ricca, ancora Da Ricca che la tiene, si gira su Cortese, passa su Cottone, gran giocata di Da Ricca che poi la perde. Fallo di mano di Marchese, calcio di punizione. Qui probabilmente l'arbitro, intanto occhio a Russo, l'arbitro fischia fallo, un po' di confusione. Con il direttore di gara, il secondo arbitro che stava per fischiare un fallo in favore di Da Ricca, poi dopo il fallo di mano di Marchese non ha conteggiato il cumulativo, non lo ha segnalato, allora un fallo solo speso dal Puntavuglia, che invece ha 5 minuti più eventuale recupero per cercare di andare a prendersi il sesto fallo e il tiro libero. Qui recupera bene palla Rizzuto che poi prova a passare, la tiene, Scarlata, fermato. Da Ricca con recupero palla, può avanzare Da Ricca, rimontato però dall'intervento di Piazza che è appena entrato in campo. Ancora Da Ricca, Cortese lo strattona, l'arbitro lascia giocare, non dà neanche vantaggio, invita alla calma, salvo Lo Piccolo. Rizzuto, Da Ricca contro Leto, palla lungolina per Davi, appena entrato in campo al posto di Tuzzolino, palla che scorre rapidamente verso Lo Piparo. Leto vince il rimpallo su Sgarlata, prova a passare su Da Ricca che con la faccia gli stoppa il passaggio, poi la spinta netta di Leto su Rizzuto, secondo fallo speso dal Puntavuglia. Intanto tocca di nuovo ad Andrea Dell'Aria al posto di Cottone. Da Ricca, Davi prova a puntare Leto, cerca di passare, allarga la Lettone Leto, ma per l'arbitro è rimessa in favore del Puntavuglia Pagheria. Cortese, Piazza, poi Davi chiude la linea di passaggio a Leto,
Leto, palla per Lo Piparo che sale, varca il centrocampo. Adesso può giocarla senza countdown, poi torna sui suoi passi il portierone del Puntavuglia. Dell'Aria contro Daricca che lo guarda fisso, non lo fa passare, allora la tiene l'ex Real Termini Recogest. Dell'Aria, sempre Daricca su di lui, bravo col tagliafuori il numero 21 rosanero che subisce il fallo di Dell'Aria, giallo. E terzo fallo speso dal Puntavuglia. È già in bonus il Palermo quando manca un minuto, anzi 2 minuti, poco più, mentre il primo arbitro appunta l'ammonizione di Andrea Dell'Aria che insieme a Marco Marretta fa parte del taccuino dei cosiddetti cattivi. Moncada, Rizzuto, ancora Moncada, anticipato dall'intervento di Cortese, fallo laterale. Moncada a lungo, Dell'Aria anticipa Sgarlata, poi la tiene, Lo Piparo porta sul pallone, poi rischia qualcosa, la palla esce e Davi può rimettere in gioco. Rizzuto, Sgarlata passa, Davino gli riesce a restituire il pallone, poi Dell'Aria chiuso ancora da Davi, giocatore di sostanza Salvatore Davi, che sta sicuramente facendo il bene del Palermo, sta facendo il bene della formazione Under 19, spesso e volentieri chiamato anche nelle rappresentative regionali di categoria. Lo Piparo può portarla su, Cortese, Moncada gli porta via palla, poi cerca di calciare, la palla scende ma non a sufficienza e Ciccio Moncada stava per farla grossa, mentre il direttore sportivo Ronaldo Cardona protesta. Il primo arbitro si riprende a giocare, ultimi 15 secondi, poi vedremo ci sarà recupero. Qui Piazza va a tamponare Sgarlata, Moncada fronte alla porta, decide di metterla fuori, si è fatto male Piazza e per l'arbitro basta così. Per il primo tempo finisce 1-0 per il Puntavuglia, partita a due facce possiamo dire, per il Puntavuglia che ha controllato per più di metà frazione, poi è venuto fuori alla distanza il Palermo. Noi restiamo collegati col Pala dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria, voi restate con noi. Amici di sportisti appassionati di futsal, ben ritrovati al Pala Don Bosco di Palermo. Si affrontano i ragazzi delle formazioni Juniores Under 19 di Villaurea e Real Termini Recogest per il girone V del campionato nazionale riservato proprio alla categoria Juniores Under 19 della classifica. Sorride alla GR, mentre intanto attenzione alla Barbera che recupera un buon pallone, sfonda la porta, Thomas La Barbera porta in vantaggio il Villaurea esattamente dopo 4 primi e 34 secondi. Si sblocca la partita del Pala Don Bosco e la sblocca Thomas La Barbera. La Barbera di prima ancora sulla piana, Ingrassia prova a passare, non ci riesce, allora chiude per un attimo il Real Termini, poi incrocia con il destro Ingrassia, la palla si perde fuori, la piana, la Barbera ha un po' di spazio, viene subito chiuso, però allora trova sfogo in seconda, calcia con il destro, la palla colpisce il legno. Adesso sul pallone c'è solo il numero 7, Bisesi, fischia l'arbitro.
prende la rincorsa, apre uno schema per Damiani, salva sulla linea la Barbera con la testa, mette in calcio d'angolo con la Barbera che ha salvato sulla linea la Piana. Inter tiro e scarica sul Pecoraro, non si chiude il triangolo per l'ottimo intervento a parte di Damiani che spinge la ripartenza. Ancora Damiani inseguito, casca Lavino, incrocia col destro, palla fuori non di molto, si sincera nelle condizioni di Bisesi e poi riparte. La palla ancora allargata per la conclusione, respinta da Purpura da parte di Orlando e torna a farsi vivo il Villauria in zona offensiva. Purpura però attento e pronto sul tentativo di Antonino Orlando. Scattata la palla dentro proprio per Orlando che la mette nel sacco, 2-0 e segna Orlando proprio mentre la panchina del Real Termini chiamava il time out. Dopo per Bisesi che è tornato in campo. Damiani, zona tiro per lui, infatti calcia con la deviazione, bravissimo Azzarello a toglierla dalla porta, poi salva Guglielmini del Villauria quando sono entrati nel corso degli ultimi 4 minuti. Scalavino riesce a passare, Scalavino la suolata su Purpura, salvataggio sulla linea di Damiani. Damiani scarica indietro a Bisesi, la palla dentro del Brasile che è tutto solo, può calciare, può battere Azzarello. Momento di blackout in questo caso per la difesa del Villauria che concede il gol a Basile e 2-1 al Paladon Bosco. La punizione dunque con la Piana che guarda la porta, prende la rincorsa. Amici di Sportissimi, appassionati di calcio a 5, ben trovati al Pala Don Bosco di Palermo. Si affrontano Villauria e Mascalucia, gara valida per la 17ª giornata del girone H del campionato di Serie B di calcio a 5. Terzo impegno per loro con la maglia azzurra, ma intanto attenzione a D'Arrigo che batte Giglio, porta in vantaggio il Mascalucia. Una palla recuperata a centrocampo. Giglio gioca corto da Giannusa. Di Simone cerca Bonanno, lo trova, il lavoro di Bonanno ottimo su Freire. Quella palla dentro, cassata, non riesce a correggere. Serie di trattenute con Scalavino, l'arbitro lascia giocare tutto e allora Cipolla. Abisso. Poi l'anticipo da parte di Joao. Il tiro di Joao, bravissimo a distendersi sul suo palo Giglio, calcio d'angolo. Cipolla, la Barbera viene incontro a Abisso che riceve spalle alla porta, poi si gira, va col sinistro Abisso, la respinta di Danek, calcio d'angolo Villauria. La rimessa di Cavallaro indietro su Marletta, anche lui tornato in campo. Marletta sinistro, Giglio in qualche modo, la palla arriva a Longo con la carambola vincente per il capitano del Mascalucia che in maniera anche un po' fortuita volendo trova la rete del 2-0. Per fischio Giannusa verso la porta, Danek riesce a respingere, poi tiro di Simone respinto da Joao. Intanto Joao, Tamurella, la palla ancora Tamurella, il 3-0, grande azione qui del Mascalucia, segna Luca Tamurella e la rete che vale il 3-0. Villauria che torna in possesso del pallone, è tornato Abisso proprio prima del time out al posto di Orlando, che palla persa da Giannusa, Licandri si allarga e calcia, vola Giglio, palla in fallo laterale, anzi in calcio d'angolo, non si affida a Giglio, decide di circonnavigare gli avversari, palla per Abisso, ora Giannusa va a puntare D'Arrigo, Giannusa a destro con deviazione, respinge Danek, ma ancora Giannusa il più lesto, lo ferma D'Arrigo in maniera regolare, non è regolare invece l'entrata di Bepi Abisso a un secondo dalla fine del primo tempo.
Torniamo in diretta dal Pala, dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria, secondo tempo di Punta Vuglia Bagheria, Palermo calcio a 5, ricordo ancora 18ª giornata del campionato di Serie C1 Girone A, il punteggio lo vedete, è 1-0 per la formazione di Gianluca Isgro in virtù dell'autorete di Marco Marretta dopo appena 5 minuti di gioco. Primo tempo giocato su un buon ritmo da entrambe le squadre, per il momento, come spesso accade in partite equilibrate, sta decidendo un episodio. Punta Vuglia che avrebbe avuto probabilmente l'opportunità per raddoppiare, ma Palermo che è venuto fuori alla distanza. Inizia il secondo tempo di Punta Vuglia Bagheria, Palermo calcio a 5. Mettetevi comodi e buon divertimento qui da Bagheria con il tentativo di recupero palla di Sgarlata che non va a buon fine. Quella palla finisce in fallo laterale. Palermo che gioca con Lobuglio, Marretta, Tuzzolino, da Ricca, Sgarlata. Risponde il Punta Vuglia Bagheria con Lopiparo, Leto, Cortese, Dell'Aria, Marquez. Tuzzolino, da Ricca, palla per Marretta che deve impegnarsi per tenerla in campo, ce la fa? No. Dell'Aria, Cortese la arpiona proprio sulla linea laterale. Dell'Aria ancora cerca di lanciare, da Ricca colpito, poi lo Piparo. Dell'Aria, Marchese tamponato subito da Marretta, poi lo scambio che si chiude, la palla esce anche in questo caso. Rimessa Palermo, due situazioni praticamente uguali, quella di Marretta di poco fa e di Marchese appena accaduta. Tuzzolino se ne va, Tuzzolino, la palla sul sinistro, lo Piparo in calcio d'angolo solo di Giovanni Tuzzolino. Palla dentro, conclusione di Sgarlata sopra la traversa. Leto, Cortese, scodella in avanti, l'anticipo di Marretta, ma poi la palla finisce sui piedi di Leto che finta il tiro, costretto quasi a piazzarsi in un angolino Leto. Poi Tuzzolino in qualche modo lo infastidisce, palla sempre incollata al piede del capitano del Punta Vuglia. Cortese sbaglia, Cortese che presumibilmente dovrà fare 60 minuti di partita, vista la regola dell'under. Occhio, qui intanto la palla per Sgarlata, grande uscita di Lopiparo, ma bella palla anche di Daricca. Occhio a Dell'Aria in avanti, decisamente meno bella questa palla di Dell'Aria, palla bloccata da Paolo Lobuglio. Tuzzolino, Marretta, Sgarlata affrontato da Leto che lo costringe all'indietro su Marretta, ora da Ricca. Tuzzolino cerca di suolarla, chiude Cortese. Occhio alla ripartenza improvvisa del Punta Vuglia. Dell'Aria per Cortese che non aggancia, poi prova a passare Tuzzolino, non ci riesce. Tuzzolino ora affronta Dell'Aria, serie di tocchi, l'ultimo è quello del numero 6 Rosanero. Cortese, Leto di prima sbaglia, Tuzzolino con campo davanti a sé, calcia, c'è la deviazione e palla in fallo laterale. Sgarlata per Marretta che pulisce la zona, va da Vincenzo da Ricca. Tuzzolino, Marretta, da Ricca
Solita giocata di Daricca che poi scarta verso il centro, chiude Marchese. Giocata che abbiamo visto contro il Resuttana San Lorenzo sabato scorso nella partita vinta per 5-1 dal Palermo. Qui Sgarlata passa su Cortese, non su Marchese. Poi recupera palla Sgarlata senza commettere fallo, riesce ad evitare il contatto, poi bravo Dell'Aria a negargli il tiro e anche a guadagnare il rinvio dal fondo. Dicevo del gol di Daricca che ha sbloccato Palermo, calcio a 5 Resuttana San Lorenzo. E qui Tuzzolino trattiene Cortese, fallo e giallo. Gol di Daricca contro il Resuttana che abbiamo anche immortalato in uno dei nostri shorts. Ne approfitto, visto che abbiamo parlato di shorts, di reel, come volete chiamarli, li chiamiamo, di seguirci sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, oltre ad iscrivervi al canale, oltre ad aver fruito di questa diretta. E ovviamente seguirci su www.sportisili.it, dove poter vedere le notizie principali dello sport siciliano a 360 gradi. Intanto attenzione però a Leto che ha la meglio su Daricca, firma il 2-0, esulta il capitano del Puntavuglia e forse nel momento migliore il Palermo incassa il gol del 2-0. Esattamente lo stesso minuto del gol nel primo tempo e l'autogol di Daricca. Sono i due capitani, volente o nolente, a regalare per il momento la vittoria al Puntavuglia. Qui per ingenuità abbastanza evidente di Daricca, e qui tutta l'esperienza, tutta la furbizia, tutta l'astuzia di Fifetto Leto. Qui intanto Dell'Aria recupera palla, Dell'Aria si lancia, Daricca in qualche modo lo disturba. Ancora Dell'Aria, guarda la porta, il tiro di Cottone, deviazione, palla in angolo. La suolata per Dell'Aria, palla fuori. Moncada. Marretta per Sgarlata, ancora Marretta, questa volta per Moncada. Fa puntare Moncada, Marretta. Moncada per Marretta, ancora Moncada, si è aperto Sgarlata, la palla è per o Marretta o Sgarlata, alla fine non la prende nessuno dei due, la prende Lo Pipa. Cortese, l'arbitro fischia fallo di Moncada. Secondo fallo commesso dal Palermo. Palermo che nel primo tempo è arrivato a ridosso del tiro libero. Ha commesso 5 falli la squadra di Lo Piccolo. Dell'Aria, Daricca in qualche modo, poi Moncada con l'intervento e la palla in fallo laterale. Sorride beffardo Ciccio Moncada che qui recupera palla. Daricca. Marretta per Sgarlata, ora ancora Daricca. Ricordiamo Palermo privo di Andrea Lupo e di Gabriele Gennaro in campo 7 giorni fa nella vittoria nel derby palermitano contro il Resuttana San Lorenzo. Qui bella palla di Sgarlata per Daricca che non mette il piede, è costretto a inseguirla. Poi Sgarlata e arriva il gol che riapre tutto. Vincenzo Sgarlata, e per come è andata l'azione se lo merita questo gol. Lui che ha messo in mezzo per Daricca e poi lui che è andato a prendersi la palla di ritorno. Segna Vincenzo Sgarlata. E dunque 3 minuti dopo aver incassato
Il gol del 2-0 da Leto, il Palermo accorcia le distanze, era anche una ripartenza, ma Sgarlata serve male Marretta. Era un potenziale 3 contro 2, ci vuole parlare sopra Gianluca Isgrò che teme il rientro degli avversari. 9,5 nel secondo tempo, 2-1. Termina il minuto di sospensione e, come è successo nel primo tempo, il timeout serve per il doppio cambio. Entra Isgrò, ma soprattutto si gioca in 5, che Isgrò prende di fatto il posto di Lo Piparo, anche se la casacca la mette Marchese. Cortese, Cottone, Isgrò, alza il pressing il Palermo. Leto, fermato da Moncada, l'arbitro fischia contro il numero 10. Terzo fallo in 11 minuti commesso dal Palermo. Torna a muovere palla con 5 uomini di movimento il punta Buglia Bagheria. Isgrò per Cottone, cambia fronte ma sbaglia, la palla si perde fuori, torna Lo Piparo, altre cose rischiando anche un po' perché è arrivato con qualche secondo di ritardo, non ne ha voluto o saputo approfittare il Palermo. Moncada prova a passare in velocità su Leto, ci riesce, Moncada va sul fondo, Leto con la scivolata che mette in calcio d'angolo. Rischiosa ma efficace la giocata dell'autore del gol del momentaneo 2-0 del Punta Puglia. Sgarlata, Moncada fa passare, poi da Ricca, chiuso proprio da Leto. Qui colpito da Ricca, rimessa per il Punta Puglia. Isgrò porta sul pallone con tutta la calma del mondo. Leto, pressato da Moncada, costretto a riconcedere Isgrò che la butta via. Arriva in qualche modo a Marchese, poi Cottone in anticipo. La palla viene controllata da Lo Buio, voleva il fallo. Qui Cottone poi sbaglia malamente Sgarlata. Leto passa in qualche modo, sempre Sgarlata su di lui, ancora Leto, trova dentro Cottone, Cottone mette a sedere Lo Buio, poi arriva da Ricca a chiudere su Cortese. Qui eccesso di generosità da parte del numero 10 del Punta Puglia, che aveva messo a sedere Lo Buio. E l'angolo per Isgrò, Cottone finta il tiro, poi ci prova, deviazione, altro angolo. Isgrò per Leto, il palo di Fifetto Leto che sfiora la doppietta personale. Marretta, poi per poco non riesce Sgarlata a correggere in porta. Chiama ancora lo schema Gianluca Isgrò.
il Palermo che non concede il quinto perché va a pressare alto. Marretta qui sbaglia, rimessa, e Palermo che rimane alto a pressare, e allora costringe probabilmente il Puntavughi a giocare lungo con una palla a cercare giocatori più avanti. Lo Piparo, Isgro, Cortese controlla, poi Sgro per Cottone. Si può riorganizzare il Puntavuglia che supera il pressing, poi Lo Puglio con l'anticipo. Allora attenzione, altro contro due. Scarlata calcia! La mette in calcio d'angolo Lo Piparo, gran parata del portiere del Puntavuglia. Da Ricca dall'angolo, siamo a metà del secondo tempo. 15 minuti più quello del time out a recuperare. Palla che arriva a Moncada, in qualche modo Cortese lo ferma, poi prova a passare, lo porta all'uscita, lo accompagna fuori Moncada. C'è un pallone da togliere dal campo, ma c'è adesso da battere un fallo laterale per il Palermo, che a mio parere sta legittimando i suoi meriti nel cercare il pareggio. Moncada, Marretta, Sgarlata, Marretta, da Ricca, Moncada prova a passare su Cottone, incrocia col sinistro, Leto, fallo laterale per il Palermo che insiste, mantiene alta la pressione, mantiene alta l'intensità del suo attacco. Moncada a battere, scodella per Da Ricca, Marretta prova a passare, Moncada che tiene quantomeno il possesso, Da Ricca, Marretta ancora per Da Ricca, Leto non lo fa passare, perché si ricomincia da Sgarlata che torna da Ciccio Moncada. Da Ricca subisce un pestone da Leto, calcio di punizione, primo fallo del Puntavuglia dopo 17 minuti. Se ne incaricherà Marretta, che probabilmente rimetterà in gioco il pallone, vuole la distanza Marco Marretta. Prende una lunga rincorsa Marco Marretta, fischia l'arbitro. Marretta cerca di piazzare questa palla, deviazione che non impensierisce Lo Piparo, il quale va a lungo. Lo Puglio dall'altra parte, Palermo che può andare addirittura in superiorità, ma Da Ricca rallenta perché è già schierato il Puntavuglia ovviamente. Da rinvio del suo portiere. Da Ricca cerca la palla sul secondo palo, chiusa da Cortese, resta in attacco il Palermo con un fallo laterale. Da Ricca, Da Ricca finta il tiro, ancora Cortese avanti a lui, Da Ricca ancora le finte, prova a tenerla, poi la perde, chiude Leto che va addosso al 21 rosanero, l'arbitro saggiamente non fischia. Sgarlata, Marretta per Da Ricca, raddoppiato, cerca di metterla dentro, calcio d'angolo. C'è l'angolo per Moncada. Sgarlata, Marco Marretta tocca per Da Ricca, di prima per Moncada, si chiude il triangolo. Bravissimo Lo Piparo anche su Da Ricca, secondo miracolo del portiere del Puntavuglia, altro angolo. Questa è una bellissima giocata in velocità del Palermo. Sgarlata, sinistro, ribattuto, rimessa con Moncada che gioca per Marretta. Tanti minuti per Marco Marretta che adesso presumibilmente uscirà per fare il posto a Rizzuto. Moncada finta il tiro per mettersi fronte alla porta, cercare Sgarlata, non lo trova, Davi si accontenta del fallo laterale.
poco meno di 12 da giocare. Moncada cerca anche lui la palla tesa in mezzo, chiuso da Isgro, rimessa ancora per il Palermo in zona d'attacco. Si gioca già da qualche minuto a una sola metà campo. Moncada sbaglia il tocco, allora attenzione a Cottone. Cottone davanti a sé Marretta, saggia la decisione dell'ex Canicattì di ricominciare da Leto. Occhio al triangolo, Leto se la porta avanti, Buio la gioca subito su Marretta dopo l'uscita bassa. Sgarlata anticipato da Cortese. Marretta, alla sgarlata, Davì, Moncada cerca la palla sul secondo palo, troppo forte, ma c'è stata deviazione, allora calcio d'angolo. Rizzuto che ha preso il posto di Marretta. In assenza di Lupo sono loro i due centrali a disposizione. Qui cerca il blocco Sgarlata, non ci riesce anche perché Isgro allarga le spalle e non gli consente la giocata. Rizzuto, Moncada, palla per Davì che fronteggia Leto, passa anche su Cottone che lo stende, calcio di punizione giusto. Secondo fallo commesso dal Puntavuglia. Già battuta la punizione, Moncada al tiro, fuori. Qui la pressione alta del Palermo sulla rimessa scivolata di Rizzuto. Qui intanto un po' di confusione perché il Puntavuglia stava per passare al quinto uomo, ma prima la palla andrebbe rimessa in gioco prima di effettuare i cambi. Si può riprendere? Sì. Sbagliano Isgro e Leto. Rizzuto, Davì, Sgarlata cerca Moncada che sta giocando da pivot, poi Isgro chiude su Sgarlata, riesce a fare una grande giocata difensiva Gianluca Isgro. Cottone scucchiaia male per Cortese. Allora si riparte dal fondo, a fretta ovviamente lo Buio. 53 minuti che stanno per scadere, ne mancano 8. Più eventuale recupero alla fine. Davì punta Leto. Davì cerca la stessa giocata di prima, chiude bene questa volta Fifetto Leto, che poi riceve, recupera palla Moncada, gran giocata difensiva. Poi Davì decide di metterla fuori, non vuole rischiare il numero 27. Leto, Isgro per Cottone che sterza, Cottone, palla incollata al destro, poi ancora Cottone, incrocia Cortese, il gol del 3-1 e qui Cortese mette il piede dopo la giocata di Cottone. 3-1 in favore del Puntavuglia Bagheria, gol che fa malissimo al morale del Palermo Calcio a 5, che detto molto francamente meritava. Di pareggiare, ma adesso si ritrova nuovamente sotto di 2 gol a 7 minuti alla fine. Fallo di Cottone su Davì, punizione, 3 falli a testa, giallo per Cottone.
Davi batte la rimessa con Mineo che è entrato in campo al posto di Sgarlata. Moncada cerca Davi che non le riesce a tenere in campo. Leto, palla per Cottone che cerca ancora Leto in area, chiude Mineo che in qualche modo evita di perderla. Davi, Moncada passa sul primo, non sul secondo, poi protegge la rimessa Vincenzo Rizzuto. Moncada, Mineo, palla per Davi. Moncada ancora, spazi stretti, cerca di vincolarsi in qualche modo il numero 10, arriva da mettergli una mano quantomeno a portare via un uomo. Moncada finta, poi sbaglia, il tocco per Mineo. Rimessa per il Puntavuglia che adesso gioca anche col cronometro. Leto scambia con Cottone, poi lancia dove trova Isgro in qualche modo la palleggia, la tiene in qualche modo il Puntavuglia. Cottone, fallo di Rizzuto. 4 falli spesi al Palermo. Isgro per Leto, preso in controtempo. E time out chiesto dal Palermo, 56, quindi 4 e mezzo da giocare dopo la ripresa. Finisce il minuto di sospensione chiesto da Lo Piccolo. Si finisce almeno a 62 stasera, visto che ci sono 2 time out da recuperare. E c'è Tuzzolino come quinto uomo. La tenta questa carta mister Lo Piccolo, che si affida tra l'altro a un suo ex allievo al Villaurea. Tuzzolino, palla per Sgarlata, ancora Tuzzolino dentro la chiusura, poi cerca di calciare ma non ci riesce il Puntavuglia, allora si rimane di qua, cerca la verticalizzazione Moncada, forse un po' troppo affrettata. Fatto sta che Tuzzolino la gioca e si riparte. Ultimi 3 minuti in arrivo. Mineo, Tuzzolino, palla per Moncada, si crea lo spazio per servire Sgarlata, poi ancora Moncada per Mineo, ha mosso la difesa bene il Palermo, poi palla recuperata, Isgro a calciare, palla fuori. E la rimette in gioco il Palermo. Moncada, vediamo che nella stessa situazione all'andata il Palermo ha dilapidato 2 gol di vantaggio
dal 3-1 con gli avversari col quinto uomo. Sono arrivati 2 gol e qui sbaglia tutto Vincenzo Sgarlata. Torna Lo Buio. Leto recupera palla da Ricca. Poi tocco sbagliato per Mineo. Mineo che poi va a pressare, recupera palla. Mineo resiste ad una carica, ancora Mineo, chiuso nella morsa dei 3 avversari. Poi Leto la mette fuori. Torna Tuzzolino. Siamo già nel corso dei 2 minuti che vengono recuperati in virtù dei time out. Moncada. Tuzzolino. Mineo. Moncada. Mineo. Cerca lo spazio, la perde Mineo, poi Moncada. Marco centrale che non viene trovato, poi Lo Piparo in uscita, prova a calciarla, la palla va fuori, in fallo laterale. Mineo la tiene, riesce a girarla su Tuzzolino che la porta su, girando anche l'ostacolo dei 4 secondi. Moncada per Tuzzolino, anche spazio per calciare Tuzzolino, infatti calcia la deviazione di Isgro, fallo laterale. Se ne va intanto il primo dei 2 minuti. Vedremo anche se ci sarà recupero. Tuzzolino, Mineo, Moncada. Tuzzolino va da Sgarlata, ancora Tuzzolino, stoppato da Isgro. Moncada, Mineo, Tuzzolino, Sgarlata, cerca dentro da Ricca, la deviazione decisiva da parte di Lo Piparo, rimessa per il Puntavughia, deviazione che ha visto l'arbitro, quindi qui probabilmente si vanno a chiudere, si vanno a spegnere le speranze del Palermo di tornare da Bagheria con un risultato positivo. Continua però ad attaccare con 5 uomini la squadra di Lo Piccolo, scaduto anche il secondo minuto di recupero per così dire. Moncada, Mineo, palla per Tuzzolino, cerca ancora la palla per Daricca, non riesce a correggere, 1 minuto di recupero. Battuta lunga, Moncada di testa, non vuole perdere tempo. Mineo trova Moncada, Moncada dentro per Sgarlata che se la calcia addosso. Lo Piparo, palla a Cottone che la perde, poi Cortese per Leto, manca solo a questo punto il segnale di fine, 10 secondi, non la riesce a controllare Moncada che dovrebbe averla sferrata con la suola, sì. Palla fuori e per l'arbitro può bastare, vince il Puntavughia Bagheria che col punteggio di 3-1 batte un buonissimo Palermo Calcio a 5, autogol di Marretta nel primo tempo, poi Leto per il 2-1. Sgarlata aveva accorciato le distanze, ma poi è arrivata la rete del 3-1 firmata da Cortese. Ringraziamo tutti voi per averci seguito qui dal Pala Dalla Chiesa e Setti Carraro di Bagheria.